Presidente Arcangelo Marcon, una nuova edizione di questa mostra dei vini di collina. Un commento su questo nuovo appuntamento e anche in generale sul lavoro dei volontari della Proloco. Ma al nuovo appuntamento siamo giunti alla 54esima edizione di Mostra dei Vini di Collina e sono partiti appunto i vecchi presidenti della Proloco San Pietro di Feletto con questa splendida cornice su San Pietro di Feletto appunto dei vini, cornice che partiva ai primi anni. Io mi ricordo da piccolo c'erano i fiaschetti, non c'era la bottiglia o la cura che adesso sia le aziende e le associazioni danno al vino. Adesso abbiamo delle eccellenze, abbiamo dei prodotti che le aziende vitivinicole stanno promuovendo in maniera eccelsa e noi nel nostro piccolo cerchiamo di divulgare il prodotto nel miglior modo possibile. Noi siamo volontari, quindi la Proloco è composta da volontari, i quali io ringrazio, perché veramente per arrivare a fare un'inaugurazione della mostra io appaio magari davanti alle telecamere, però c'è una squadra dietro che lavora, non dico tutti i giorni perché in realtà hanno un'altra attività, tutti hanno il proprio lavoro, ma lavorano tutte le notti perché facciamo le 2:30, 3 di mattina da un mese, e come fanno tutti i volontari, perché non è che noi siamo più bravi degli altri, però il volontariato, al fatto di questo, dedichiamo il nostro tempo per progetti a cui teniamo. 54esima mostra di vini appunto, dove andiamo anche a festeggiare i 30 anni di Primavera Conegliano Valdobbiadene Prosecco. È un progetto della Primavera del Conegliano Valdobbiadene, a cui la Proloco San Pietro di Feletto è da sempre coinvolta come partner, e quindi abbiamo voluto festeggiare i 30 anni creando una serata che sarà martedì 27 maggio, dove faremo appunto una festa di compleanno. Abbiamo la serata dedicata ai primi piatti di Modena, piatti modenesi abbinati ai vini del nostro DOCG. Quindi avremo un buon accostamento di vini e cibo, e alla fine avremo il piacere di tagliare la torta dei 30 anni di Primavera del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Vi aspettiamo a San Pietro di Feletto dal 24 maggio all'8 giugno a questa splendida mostra a cui io presiedo, però ripeto, i volontari della Proloco San Pietro di Feletto uno a uno io vado veramente a ringraziarli, perché sono macchine, sono splendidi. Grazie infinite a tutti quanti quelli che hanno dato una mano, a quelli che la daranno in questi giorni, e arriveremo all'8 giugno dando il meglio di noi. Ovviamente non siamo professionisti della ristorazione, però cerchiamo di metterci tanto impegno e di offrire un buon servizio ai nostri ospiti.